però giustamente non possiamo sederci sugli laureli, continuare a investire, a presidiare i mercati maturi e soprattutto investire in promozione nei nuovi mercati a livello internazionale. Vogliamo anche creare un turismo differente, l'offerta turistica nostra è diversificata e valida, ma i turisti devono sapere che non c'è soltanto Venezia o Verona o le Dolomiti, ma abbiamo nel nostro territorio la possibilità di dare prodotti innovativi e nuovi. Quindi penso al tema dell'enogastronomia o del cicloturismo, che è fondamentale e che è in forte crescita. Ovviamente le città d'arte sono importanti, ma nelle città d'arte esiste una curva della stagionalità e quindi destagionalizzare le città d'arte con iniziative di calendario comunicate con largo anticipo, ad esempio, che consentano anche agli operatori di fare copromozione con le strutture regionali. Tutto questo credo che sia assolutamente possibile se lo uniamo con progetti strutturati di riqualificazione dell'offerta e di razionalizzazione dell'offerta, perché oggi abbiamo visto che il 51% in Veneto dell'offerta è fatta da strutture extraalberghiere, ovviamente con spesso marginalità rispetto ad alcune condizioni operative e regole del gioco. Anche lì riportare in un ambito di concorrenza leale aiuterebbe le imprese a fare meglio il proprio lavoro. Soprattutto l'agriturismo fa un più 10% quest'anno, però anche qui c'è la ricerca di qualità, perché un dato che emerge forte è che sia il turista straniero che il turista italiano predilige la qualità, quindi vuole andare in strutture moderne, dotate di comfort, con la possibilità di avere la wifi gratuita e questo vale per qualsiasi tipo di, diciamo, di richiesta. Noi parliamo spesso, che è giustissimo, degli alberghi, però nel mondo del turismo non esiste solo l'albergo ma tutta la filiera. Perché? Perché il cliente dorme, deve dormire bene, ma quando esce deve vivere la città. Per vivere la città si vive nelle città, dove nei bar, nei ristoranti, i trasporti devono essere adeguati, quindi tutto il mondo che ti permette di vivere un'emozione. Noi dobbiamo dare un'emozione ai nostri clienti, perché quando vengono nel nostro bel regione Veneto, in qualsiasi città devono venire fuori con un sorriso, che tante volte il sorriso da noi manca. Quindi dobbiamo dare una formazione ai nostri operatori e quindi di tutta la filiera nostra del turismo.